Buon pomeriggio, ben trovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Il punto, oggi ci occupiamo di vino, del mondo del vino, un universo appassionante che bisogna conoscere, che bisogna saperlo anche raccontare per apprezzarne tutte le sue virtù, tutte le sue sfumature, ma anche tutto quello che c'è attorno a questo mondo del vino, un mondo che genera fatturati enormi, importanti, un mondo che non come dire, si distrae dalle critiche che arrivano anche a volte pesanti. E cercheremo di raccontarlo oggi e lo faremo in questa puntata abbastanza ricca, ma prima, come sempre, nell'anteprima il tema lo raccontiamo oggi con le vignette di Totò, che solitamente, ciao Totò, ci racconti la settimana. Eccomi, oggi ci racconti invece il vino. Sorrido perché insomma, bene, immagino già insomma, la tua fantasia. Ma perché c'è cavalca. quella famosa frase che dice, io bevevo per dimenticarlo e mentre bevevo già ne vedevo due. quindi già insomma, capiamo il tono. Allora, vignette, come sempre. Totò, come cominciamo? Allora, partiamo. Tutto sul vino, quindi... Mettiamole anche in studio, ti raccomando sempre alla regia, tutta sul vino oggi, proprio Totò... Uno dice... Eccolo qua. Voglio annegare i dispiaceri nell'alcol. E se sanno nuotare? Se sanno nuotare, insomma, restano a galla. Ovviamente tutti i luoghi comuni, immagino, no? Dei temi di queste vignette. È chiaro, no? Per forza. Per sorridere. Per sorridere. Meno internet, più Cabernet. Eccolo qua, Cabernet si dice. Ora qua ti rimproverano, perché vedi, ci sono un sacco di esperti oggi che ti stanno ascoltando. Da tutta Italia. Vai. Mi ero corretto da solo, ma era per fare la rima certo, meno internet, più Cabernet, va bene. Poi, andiamo, prossimo. Cosa c'è di bello nel vino? Che per 2 ore i tuoi problemi sono di altri. Ridono, non sorridono, ridono, che è diverso, Totò. Siamo qui per questo. Vai, andiamo per sorridere. Prossima vignetta. Andiamo avanti. Ne ho fatte anche tante, questa l'abbiamo vista. Prossima. Le donne e il vino, Come ti è sembrato il vino bianco che ti ho regalato? Non saprei, appena gli ho detto mi piace è diventato rosso. Anche questo. Questo è un po' inglese. Che è un po' inglese, esatto. British come umorismo. Le donne e il vino. Vai, prossima vignetta. Andiamo avanti. Non si può non legare il vino alla religione. Come no. Qui siamo messaggi importanti. Prego. Maestro, quanto è importante il vino per voi? Pensa... Così tanto che gli ho dedicato il primo miracolo. Quindi vedi da quanto tempo insomma si parla di vino. Ne abbiamo ancora fatti un sacco. Ce ne dovrebbe essere altre 2. Ecco qua. Nelle botti piccoli c'è il vino migliore, nelle menti piccoli le idiozie. Questa è proprio una riflessione filosofica quasi, no? Questa è una riflessione filosofica tra il vino e la filosofia. Tra il vino e la filosofia. L'ultima. Il vino è una filosofia. L'ultima. E qua ci sei tu e io. Qua io sono quello con la cravatta, no? Dalla vignetta alla vigna. Dalla vignetta alla vigna. Tu dici, ma non fa ridere. Come ti dico sempre, non fanno ridere queste vignette. Tu bevi e poi vedi che ti viene da ridere. Va bene, grazie Totò. Allora, buon fine settimana anche a te. Buona continuazione. Ciao, grazie per queste belle vignette come sempre. Totò Calì, vignettista del quotidiano La Sicilia e vignettista esclusivo di questa trasmissione da ormai non so quanti anni. Totò, quanti anni? Abbiamo perso il conto senza bere. Abbiamo perso il conto senza bere, quindi restiamo così. Un augurio e un brindisi per la vostra continuazione. Grazie, ciao Totò, ciao. Allora, sigla, poi vi presento gli ospiti e ritorniamo sull'argomento della puntata.
Allora, ben trovati, lo abbiamo detto in anteprima con Totò. Oggi l'argomento della nostra trasmissione è il vino. L'abbiamo intitolata anche qui con un luogo comune, con una frase insomma abbastanza quasi scontata: in vino veritas, tutto quello che c'è da sapere dalla vigna alla bottiglia, perché questa filiera è una filiera ormai diventata importantissima per il nostro paese. Ci riconoscono nel mondo per il vino italiano, ma cosa c'è dietro questo mondo che sembra così molto glamour molto spesso, ma c'è tanta professionalità, ci sono tanti investimenti, c'è tanta tecnologia e c'è anche ovviamente lo studio che è importante, ma ci sono anche tante critiche che investono questo mondo del vino, dei viticoltori e di chi si appassiona e magari poi ne fa una professione di questo vino. Con noi in studio Paolo Di Caro, buon pomeriggio, presidente della Fondazione Italiana Sommelier di Sicilia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo Di Caro, che conosciamo per tante altre vesti, oggi in veste di sommelier. Oggi parliamo di vino. Oggi parliamo di vino. Poi saluto Maria Carella, che è un'enologa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Maria Carella. Francesco Chittari, che è un imprenditore che si occupa ovviamente di vino, ma è anche sommelier. Quindi insomma ne capisce qualcosa rispetto a me, ad esempio, che insomma sono il classico degustatore della domenica. E poi saluto in collegamento Giovanni Lai, direttore generale di Gerardo Cesari SPA. Salve, un manager del vino, giusto? Un manager del vino, è così, è giusto dirla così, no Lai? Sì, esatto, sono un esperto bevitore patentato, facciamola così. Poi saluto Andrea Radic, che è un giornalista degustatore, insomma, con la sua presenza in tanti palcoscenici nazionali. Buon pomeriggio, ciao Andrea. Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio a tutti coloro che ci ascoltano e agli ospiti in studio. Ovviamente bellissima l'idea di intraprendere questa passeggiata nel mondo del vino, magari chiarendo qualcosa e allo stesso tempo lanciando anche qualche elemento di costruttività. Perché Andrea, hai le guance rosse, hai bevuto? Hai le guance rosse, hai bevuto? No. È un effetto della luce. Va bene così. E poi saluto Francesco Pensavecchio, anche lui giornalista enogastronomico, che conosce il mondo di Assovini. Quindi parterre abbastanza... Buonasera a tutti. Ciao Francesco. Allora, parterre abbastanza diversificato per parlare insomma di questo che è l'argomento su cui bisogna fare, lo diceva Andrea Radic, parto con Paolo Di Caro, un po' di chiarezza, perché abbiamo detto insomma dietro questo mondo c'è di tutto, no? Partendo dalle professionalità, dallo studio, dalla tradizione, ma anche come dire dalle sperimentazioni, da chi seguendo appunto le scuole del passato diventa sempre più esperta e propone un prodotto diverso. Siamo, è inutile dirlo, tra i primi produttori al mondo per numeri e per qualità, no Paolo Di Caro? Sì, siamo fra i primi produttori al mondo, questo è un mondo in continua evoluzione, quello del vino. Hai detto bene, si va dalla tradizione al futuro, passando per una bottiglia e passando per quello che dietro una bottiglia poi c'è. Perché troppo spesso quando ci soffermiamo di fronte ad uno scaffale al supermercato, in enoteca, non ci rendiamo conto che poi la filiera è fatta di contadini, agricoltori, produttori, enologi, c'è un mondo importantissimo che poi nella nostra bilancia commerciale, nostra parlo di Italia, parlo di paese, ha dei numeri estremamente significativi. Quindi quando si parla del vino e si pensa semplicemente ad un bicchiere che sta a tavola durante il pasto quotidiano, ci si dimentica invece che questo è uno dei motori della nostra economia. Poi chiaramente il vino è anche in un contesto diverso da quello dello scaffale in enoteca, è naturalmente anche edonismo, divertimento, è condivisione, è quello che noi cerchiamo di raccontare parlando della cultura del vino, una cosa che in Francia si insegna a scuola e in Italia si cerca di relegare ad una dicitura in etichetta per dire che il vino fa male, quindi questo dà già un po' l'idea di come ci sia un po' di confusione sul tema.
Io darei subito la parola, senza nulla togliere agli ospiti in studio, a Giovanni Lai, perché insomma questo ce lo racconta proprio per quello che stiamo dicendo, no? Cioè, un manager racconta, come dire, cosa c'è dietro il vino dal punto di vista appunto economico e commerciale, è un motore trainante della nostra economia. Lai, insomma, però se ne dicono tante anche attorno al vino. Adesso poi gli faccio un po' di domande, quelle dell'uomo della strada, però ne approfitto. Prego, Lai. E sono benvenute. No? Il mondo del vino, mi rilaccio a quanto dice Paolo, è un mondo di straordinaria importanza e complessità. Voi e tutti noi dobbiamo considerare un aspetto, che tutti noi produttori ogni anno, ogni vendemmia abbiamo un socio di maggioranza che sta lassù e che decide per noi attraverso il clima, la condizione climatica, gli sbalzi termici, le piogge, come poter condurre il nostro vigneto. È un mondo di grandissima complessità perché coinvolge una quantità di persone, dalla vigna alla cantina, alla commercializzazione, alla comunicazione, che devono supportare un progetto che nasce spontaneamente da quello che è la condizione climatica, ma che viene comunque gestito dall'essere umano e dall'uomo. Dai, di che fatturati stiamo parlando, per capirci, per fare capire anche ai nostri telespettatori che mondo muove, che economia muove il vino? Ma io a livello di fatturati bisognerebbe distinguerli tra quello italiano e quello internazionale, non ne ho prontezza in questo momento. Io dico che siamo un'economia, una parte importante del profilo economico italiano e non è soltanto nella produzione vino di per sé, ma anche nella parte del tessuto sociale, perché non dobbiamo mai dimenticare che il vino nasce dalle campagne e non ci sono spesso e volentieri grandissime distese di vigna, quindi spesso e volentieri i nostri vigneti sono polverizzati da persone che storicamente hanno 1 ettaro, 2 ettari o piccolo appezzamento e che in qualche modo devono supportare la propria economia attraverso la vendita dell'uva. Questo è un aspetto molto... Sento un ritorno, dicevo, questo è un elemento molto importante perché deve considerare quello che è il tessuto sociale della nostra economia, e ripeto, vitivinicola. E tornando al discorso che stavo introducendo, l'aspetto fondamentale è capire che ogni anno noi mettiamo sul mercato una quantità di vino con l'idea di esprimere un territorio, un'idea e un certo tipo di qualità. Possiamo tranquillamente dire che ogni anno ci troviamo davanti a delle condizioni diametralmente opposte rispetto all'anno prima, e che qui mette sotto la lente di ingrandimento il grande valore che hanno i tecnici in vigna e in cantina, che ogni anno devono in qualche modo riuscire a portare dentro a ogni singolo calice una qualità di certo livello. La riassumo in questo modo, così forse rendiamo l'idea. Io mi ricordo che il mio povero papà mi diceva che se non avessi studiato la mia strada unica poteva essere di andare a zappare la terra o la vigna. Oggi per andare a lavorare in vigna bisogna avere perlomeno una laurea e almeno un paio di specializzazioni, e questo la dice lunga su quello che è l'interpretazione agronomica vitivinicola nell'ambito del mondo vino, totalmente differente rispetto ad altri mondi di grandissimo valore, ma che hanno maggiori facilità nella produzione e quindi culturalmente sono opposte rispetto al nostro mondo. Allora, io lo dico a tutti, i microfoni di tutti sono aperti, quindi diciamo, questo è un dibattito, potete intervenire quando volete, quando sentite qualche spunto magari interessante sul quale intervenire. Nel frattempo io però vorrei chiedere a Andrea Radic, il vino è trasversale, no? Andrea, insomma, deve accontentare tutti devono avere la possibilità in qualche modo di poter bere un bicchiere di vino, che poi, diciamo, entrando nelle qualità, diciamo, ci sono gli esperti, però diciamo, è un prodotto, diciamo, accessibile ormai a tutti, anzi da sempre accessibile a tutti. Allora, intanto vabbè, il dato per curiosità di tutti, circa 13,5 miliardi è il fatturato del mondo del vino italiano nel 2023, un po' in calo rispetto all'anno precedente. Ma quello che voglio dire è che noi dobbiamo sempre considerare dal punto di vista dell'impresa e dal punto di vista della formazione e della parte occupazionale del mondo del vino, che dietro ogni singola bottiglia c'è
passione, lavoro, impegno, molto spesso una storia di tante famiglie che vivono da alcune generazioni nel mondo del vino e che riescono magari che con fatica e qualche sacrificio a proseguire questo impegno familiare, perché non sempre è così semplice. Come diceva prima giustamente il socio di maggioranza, tante volte è il clima, la meteorologia, come la vendemmia anticipata quest'anno in Piemonte di ben 10 giorni, quasi 2 settimane, per fare un esempio, a causa delle imminenti piogge che minacciavano seriamente territori importantissimi come quelli del Nebbiolo, in questo caso dei comuni di Barolo, Barbaresco, di Ano d'Alba, dove appunto la meteorologia detta le leggi, perché il vino, non dimentichiamoci, è un prodotto della terra e quindi dall'agricoltura si fa il vino fondamentalmente. C'è questo detto, insomma, diffuso, che il vino si fa in vigna e in cantina lo si può solo rovinare. Magari non è esattamente quello che gli enologi fanno, anzi il lavoro degli enologi è importantissimo, ma indubbiamente la qualità dell'uva che arriva in cantina è fondamentale per produrre buoni vini. Quindi, senza rubare troppo tempo, il messaggio è quello che appunto dietro ogni bottiglia c'è tanto lavoro, c'è tanta passione e c'è tanta convinzione. Il nostro valore sia commerciale sia soprattutto la qualità dei nostri vini, parlo di vini italiani ovviamente, in particolare in alcune regioni in grande crescita dal punto di vista della qualità enologica, e qui di nuovo abbiamo fior di scuole dove i nostri enologi si formano, università eccellenti, e qualche volta ci sottovalutiamo da soli, ci tagliamo un po' le gambe da soli nel considerare sempre che dall'altra parte della frontiera ci sia qualcosa di meglio. Ecco, questa esterofilia è sicuramente uno dei punti che si potrebbero correggere dal punto di vista della... Beh, diciamo la competizione è sempre con i francesi, no? Ma la competizione con i francesi, ma non deve esserci questo timor panico di confrontarci con i francesi, perché ci sono, va bene, grande esperienza da parte dei francesi, ma anche dei meccanismi dove i francesi regolano la loro qualità rispetto a delle sfide meno importanti delle nostre. Noi siamo capaci di trasformare territori che non erano vinicoli o che lo erano semplicemente per tradizione agricola in eccellenze internazionali. Siamo in Sicilia, parliamo della zona dell'Etna, che negli ultimi 15 anni è diventata una delle zone vinicole più apprezzate nel mondo, più ricercate nel mondo, e dove gli investimenti a proposito di economia del vino sono sempre maggiori. Il valore dell'ettaro, del singolo ettaro, sta salendo in maniera importante. Credo che ormai non ci sia più spazio, guardo Paolo Di Caro, guardo anche l'enologo, l'imprenditore, credo che sull'Etna ormai lo spazio veramente si è ridotto al minimo, no? Credo non ci sia davvero più spazio. Questo significa ovviamente che i costi ormai sono davvero irraggiungibili, cioè costi molto alti. Saluto anche, ci ha raggiunto con noi Antonio Condorelli, che è il collega che ogni volta mi accompagna anche in questa trasmissione. Ciao Antonio, benvenuto. Allora, dicevo, non c'è più spazio, no, sull'Etna, Paolo Di Caro, Maria Carella, insomma, che lavorate proprio su questo territorio. Sì, non c'è più spazio e soprattutto il rischio sull'Etna è quello di non capire che tipo di fenomeno sta crescendo. Io su questo vorrei coinvolgere anche Giovanni Lai, perché lui da osservatore esterno è arrivato sull'Etna, viene spesso a vedere un po' quello che sta accadendo. Quindi anche gli chiederei un commento un po' fuori dai denti, no, sul fenomeno Etna. Poi ci torneremo naturalmente anche noi, Luca, che la conosciamo meglio. Belle immagini, dico alla regia, noi abbiamo questi filari sull'Etna, insomma. Giovanni c'è il rischio bolla? Sei scorretto. Sì, lo so. Sei scorretto perché hai toccato l'argomento sentimentale che mi lega molto alla Sicilia, in particolar modo all'Etna. Qui in questo momento però parlo da consumatore e non solo. Per non entrare troppo nei numeri, a livello mondiale parliamo di 25,3 miliardi di litri di vino. Questa è la produzione che gira per il mondo.
e poi se la rapportiamo sui nostri territori che sono cresciuti ultimamente, parlo dell'Etna che negli ultimi 15 anni ha avuto una crescita impressionante, però poi quando passeggiamo tra le vigne vediamo dei vitigni e dei vigneti secolari, sicuramente l'Etna è la dimostrazione di quanto noi culturalmente non siamo stati bravi a dare il valore a dei territori in tempi non sospetti, circa 30 o 40 anni fa. Ma questo è anche un problema normale, mi permetto di dire, perché se voi considerate che il mondo del vino ha subito degli stress non facilmente sopportabili, uno era un'afide che arriva in Europa alla fine del inizio del 1900, e che nelle 2 guerre mondiali ovviamente i nostri contadini hanno pensato di piantare vini e vitigni che potessero essere di facile lavorazione e quindi per produrre del vino più come fonte alimentare e anche di reddito. Negli ultimi anni questo è cambiato, il profilo è andato su un aspetto edonistico e come giustamente detto molti paesaggi sono cambiati, abbiamo investito in tanti territori, l'Etna è un esempio, ma non è che l'Etna non esisteva, l'Etna è sempre esistito come produttore di vino, però secondo me oggi l'Etna ha il valore che merita, forse ancora deve crescere sotto 1000 aspetti sul percepito, non sulla qualità che produce, però è un territorio che è la dimostrazione che nel nostro paese ogni micro realtà produce vini di grandissima qualità. Se poi la dimensioniamo all'interno della produzione e della distribuzione mondiale, qui il discorso è estremamente interessante e importante, perché la polverizzazione culturale che noi abbiamo nel nostro paese sotto 1000 aspetti, anche sotto quello gastronomico e produttivo del vino, è l'unicità che ci rappresenta nel mondo. E questo è l'aspetto più eclatante sotto il profilo valoriale, no? L'Etna è un esempio, ma la Sicilia tutta, e io dico sempre scherzando, dove la tocchi suona, l'evoluzione del mondo grillo, storicamente prima il Marsala e il Nero d'Aola, comunque è un territorio che ha sempre espresso qualità all'ennesima potenza. Il limite, mi sento di dirlo, in passato è che non siamo stati bravi a comunicarlo nel modo adeguato, e concordo, noi verso altri paesi non abbiamo nulla da invidiare, non dobbiamo avere neanche nessun tipo di soggezione, siamo un paese di grandissima qualità, una qualità molto diffusa e sotto il profilo valoriale anche molto più interessante rispetto a tanti posti del mondo. Ma dietro a ogni bottiglia c'è storia, cultura, passione, Antonio Condorelli. Antonio, Ci sono state 2 fasi dell'Etna, perché io personalmente, sia di famiglia ma anche personalmente, ho acquistato dei vigneti e li coltivo direttamente e sto seguendo tutti i percorsi burocratici, ma è una cosa che nasce soprattutto per la passione per i vitigni autoctoni e per la nostra terra. Ci sono state 2 fasi molto critiche. La prima, sicuramente quella più critica, che ha creato numerosi problemi, è stata l'istituzione del Parco dell'Etna. Delimitando il Parco dell'Etna, all'improvviso, da un giorno all'altro, si è fermata la caccia, i conigli hanno distrutto ettari e ettari di vigneti. Vi porto la testimonianza diretta di Nicolosi, lì c'è stata una strage e c'è stato l'abbandono di molte terre da parte di molti agricoltori. Poi la fase successiva è quella recente, negli ultimi 20 anni, che si è cominciato a capire che quei territori che storicamente erano vitati, e guardate che la percentuale vitata del passato era enormemente superiore a quella attuale, ci sono decine e decine di palmenti in ogni angolo di Nicolosi, come anche degli altri comuni etnei. Però addirittura si coltivava anche sui conetti vulcanici in pendenze estreme. Ecco, oggi chi lo fa è un eroe, nel passato dovete sapere che è la normalità, e ora siamo in questa fase di transizione in cui rispetto allo scenario internazionale si sta riscoprendo come veramente autentico e come di altissima potenzialità un territorio che gronda di storia e che è, consentitemi, praticamente unico al mondo. Quindi c'è in corso una grande opportunità che riguarda sia gli imprenditori che anche tutto l'indotto, perché il vigneto attira a sé il turismo, attira a sé l'imprenditoria, però ci scontriamo con un problema, che è quello della manodopera. Non esiste una vera scuola per la potatura, non esiste una scuola che si tramanda né giovani che vogliono apprendere o che si accostano a questo mondo della coltivazione del vigneto, e quindi questo è uno dei problemi che ho riscontrato personalmente, che faccio tutte le operazioni, ma che riscontrano tutti gli imprenditori agricoli, cioè quello di avere una manodopera che sia all'altezza di una cultura tradizionale
e non come avviene sull'Etna e non come avviene in altre parti una cultura industriale della È un problema, lo chiedo a tutti, è un problema solo di questa zona, è un problema generalizzato di tutta Italia? Non so chi vuole rispondere, chi ha la risposta. È un problema che sicuramente coinvolge un po' nella stessa maniera altre regioni, altri territori del sud come altri territori del nord, ovvero anche sull'Etna, come in Puglia, come in Veneto, come nell'Oltrepo pavese, per essere geograficamente corretti, fino a appunto 15 anni fa, 20 anni fa, le uve venivano vendute e partivano per altri territori, non c'era la concezione di lavorare il vitigno autoctono per trarne eccellenza vinicola. Quindi anche dall'Etna, pensate che la circumetnea, la ferrovia, sembra più bassa rispetto al terreno perché i vagoni che venivano un tempo utilizzati erano dei carri merci e portavano via l'uva. Quindi oggi c'è, e ben venga, una bella consapevolezza enologica e vitivinicola del valore degli oltre 530 vitigni autoctoni che abbiamo in Italia e la volontà di trasformarli in singole eccellenze territoriali, in singole identità territoriali. Oggi si parla molto di questo. Per farlo abbiamo ovviamente bisogno di personale qualificato, abbiamo bisogno di professionisti e quindi colgo l'occasione per dire che ci manca un livello di istruzione agrario che sia in qualche modo superiore al semplice perito agrario delle scuole tecniche, delle scuole attuali, ma questo succede anche nella ristorazione, dove oltre all'istituto alberghiero non c'è una formazione pubblica di livello superiore. E questo succede anche nel settore agricolo, cioè non c'è una Chitteri, Maria Carella, che non avete proferito parola, si hanno ascoltato attentamente, prego. Allora direi che il problema... Chi è? Chi sta parlando? Io mi sento, i collegamenti li sento. Due cose su Andrea, che ha totalmente ragione, poi lascio la parola allo studio. Sì. È un grande problema quello del manodopera, specialmente perché noi siamo così attenti a gestire il vigneto fino a portare l'uva alla giusta maturazione e poi al momento della raccolta, che è quello più complesso, spesso non c'è specializzazione. Io in questo momento sono sia in Valpolicella che in Chianti. Noi abbiamo creato delle squadre a supporto, però stiamo parlando in forma privata, con degli agronomi e un gruppo di persone che fanno una serie di percorso continuativo verso i nostri conferitori che, come vi dicevo prima, possono avere anche 1 ettaro, 2 ettari. Quindi in sostanza che succede? Prima della vendemmia si inizia a fare una panoramica di quello che è la situazione che c'è in vigna e poi, una volta definite le microzone, con una divisione che non vi sto a raccontare, c'è un vero e proprio corso di formazione continuo in vigna. E questo, rispetto a quello che diceva Andrea, è un primo passo per cominciare a dare un certo tipo di conoscenze e culture anche ad un agronomo o a un agricoltore che non ha una grandissima competenza perché istintivamente magari gestisce la vigna, perché il papà e il nonno gli hanno dato la giusta conoscenza nel farlo. Noi cerchiamo pian pianino di migliorare questa conoscenza facendola crescere. Il punto che voglio risottolineare, che diceva prima Andrea, è che non esiste un'istituzione di questo tipo. E questo è un grande buco che abbiamo al nostro interno. Chiedo scusa che ho interrotto. Ricollegandoci al discorso della manodopera, direi che il problema è ancora più amplificato sul territorio etneo, perché sappiamo che sul vulcano ci sono delle pendenze importanti, quindi la maggior parte delle lavorazioni sono tutte lavorazioni manuali, in quanto ci sono i terrazzamenti, quindi ancora di più questa problematica sull'Etna appunto è percepita. Ma non solo è un problema di manodopera in vigneto, ma è un problema di manodopera anche in cantina, quindi si fa anche parecchie difficoltà a trovare delle persone specializzate che sappiano lavorare bene, quindi questo colgo l'occasione perché è veramente una delle problematiche attuali. Senta, quanto costa, per la mia curiosità, dico, quanto costa produrre una bottiglia di vino, ecco, senza... Questo è, diciamo, una domanda da $1 milione, perché le variabili sono talmente tante per la produzione di una bottiglia di vino, veramente tantissime, perché si parte innanzitutto dalla resa in vigneto, quindi in funzione della quantità di uva ovviamente che si produce il prezzo cambia. Sull'Etna, in cui le rese sono molto basse, perché comunque bisogna rispondere nell'ambito del
dell'Etna DOC ha delle rese di produzione ben specifiche, chiaramente il costo dell'uva è maggiore e di conseguenza poi di tutta la filiera. In un territorio in cui magari gli appezzamenti di terreno sono maggiori e c'è una meccanizzazione, si può meccanizzare, quindi si ottiene anche un quantitativo di uva maggiore. E probabilmente, anzi sicuramente, i prezzi sono diversi. Bisogna anche tipo l'Abruzzo, per dirne uno. Sì, bisogna anche rispettare un po'. Anche l'Alcamo, per esempio, nel Trapanese non è paragonabile con l'Etna, dove per esempio le coltivazioni ad alberello, c'è un palo per ogni vite, necessitano di una manualità che probabilmente è 4-5 volte superiore, se non 10 volte superiore a quella di un terreno nel quale passa il trattore. Cioè dove non passa il trattore e passa la zappa, il rapporto tra lavoratore, operaio e il vigneto è elevatissimo. Ma questa cosa, io guardo i miei colleghi giornalisti, guardo anche Pensavecchio, che è il direttore della rivista di Assovini Sicilia, dico, ma questa cosa come gli si racconta al consumatore? Perché là è fondamentale, no? Per capire... Questa è una bellissima domanda, fantastica. Siamo a due. C'è tanto da dire. Perché sì, è vero, abbiamo parlato del viticoltore, abbiamo parlato di chi lo fa, dell'enologo, quindi chi lo mette in bottiglia, e poi ci sarebbe anche il passaggio commerciale, quindi chi lo vende, chi lo propone, e poi, ultimo dettaglio, chi lo propone al consumatore, e questo avviene sostanzialmente in due fasi, cioè in due momenti, quindi o a tavola, in un ristorante, in un'enoteca, in un posto dove si consuma vino, che è il posto più bello secondo me, no? Anche il secondo che non so qual è, però diciamo già così non solo è il più bello, è anche il più importante da un punto di vista dell'immagine stessa del vino. Cioè non esiste grande ristorante importante che non abbia una bellissima carta dei vini e quindi che proponga dei territori fantastici, e che contestualmente non abbia un sommelier. Qua tocco un altro argomento fantastico, quindi una persona esperta che conosce il vino e che lo consiglia e lo abbina sul piatto, quello che è la cucina stessa del ristorante. E questa gioia aggiuntiva che si prova nel bere il vino a tavola è un po' la grande differenza, con tutto che noi consideriamo che fino ai primi anni '80 consideravamo il vino quasi un bene di consumo, un alimento a tutti gli effetti. Oggi, negli ultimi 40 anni, insomma, c'è stata un'evoluzione di questo aspetto, il vino è diventato quasi un bene di lusso, lo dico. Allora Francesco, ti fermo lì un attimo perché dobbiamo fermarci per la pubblicità, però io questo aspetto, diciamo, del consumatore, partendo proprio da lì, perché ci ascoltano tanti consumatori, vorrei che lo chiariste tutto, ognuno dalle vostre posizioni, perché... il consumatore, Luca, è decisamente cambiato negli ultimi tempi, si è evoluto moltissimo, ma diamo spazio alla pubblicità che è quella che ci fa comprare il vino poi. Pubblicità. Rientriamo, dedichiamo la puntata di oggi al mondo del vino, lo facciamo con tanti esperti, qui in studio e in collegamento Paolo Di Caro dell'Associazione Italiana Sommelier in Sicilia, Maria Carella che è un enologo, Francesco Chiteri che è un imprenditore e sommelier, e poi in collegamento i colleghi Andrea Radic, Paolo Pensavecchio e Giovanni Lai, che è il direttore generale di Gerardo Cesari, che è un colosso, possiamo dire così, Paolo Di Caro, no? di questo mondo, dico senza voler... Giovanni è passato da un colosso all'altro, perché lui prima stava da Biondi Santi, che è una piccola azienda toscana, giusto Giovanni? E adesso è a Gerardo Cesari, quindi mi pare che... Diciamo che dove si soffre io vado. Esatto. Pensavo a quello. Allora, però prima di fermarci per la pubblicità abbiamo toccato così l'aspetto consumatori, abbiamo aperto, come dire, questa finestra, perché il vino poi
possiamo raccontarlo come vogliamo, dal produttore sino alla messa in bottiglia. Se poi questa bottiglia non viene acquistata da qualcuno e non va a tavola, il processo non finisce. Ci sono vini di qualunque tipo, no? In giro, e chi vuole comprare un vino senza essere esperto, senza essere un appassionato, senza essere un sommelier, come ce ne sono tanti qui, diciamo, cerca dove andarla a comprare. Diciamo, i nostri telespettatori, penso che molti vanno anche e guardano i vini che ci sono nei supermercati, e allora io qui, Paolo Di Caro, Chittari, la nostra enologa Maria Carella, i nostri ospiti in collegamento, faccio anche riferimento a quello che è successo qualche tempo fa. Una puntata di Report, che è un programma di inchieste, ha fatto vedere come ci sono delle realtà, soprattutto nel nord Italia, che in qualche modo sofisticano il vino. Mettono dei truccioli, per esempio, di ciliegio al posto di farlo riposare nelle botti in ciliegio per dare questo e per accelerare questo tipo di produzione. Qualcuno, è stato fatto vedere, anche è stato detto proprio così, il piccolo chimico, cioè no, aumenta, anzi mette le quantità di acqua, diciamo, per, come dire, ovviamente abbassare i costi. Cioè dietro questo mondo bellissimo che abbiamo raccontato sino adesso, c'è anche, ovviamente, come succede in altri campi del commercio, c'è anche chi fa il furbo. Di questo però il consumatore spesso non è consapevole, quindi quando va a comprare il vino cerca determinate caratteristiche, se è un consumatore informato, se no guarda il prezzo. E allora io parto proprio da questo, parto dal prezzo. Chi vuole aprire questa? Perché so che quando la toccate qua, insomma, siete tutti molto... È chiaro che il consumatore, quando si trova davanti a un vino che costa 1,50 € imbottigliato, 2 euro imbottigliato, che praticamente costa meno dell'acqua, deve essere anche consapevole, o perlomeno penso che lo sia, che quello che lui sta comprando non può essere un vino d'alta qualità e probabilmente non può essere anche un vino. Cioè io personalmente, devo dirvi, quando assaggio uno di questi vini così da supermercato, io non lo riesco neanche a bere, perché proprio si sente in bocca quello che tu stai bevendo. Ma il tema è diciamo, il consumo, no? Cioè la proposta, ecco, in questo caso. E la proposta vale milioni di euro, perché noi lì abbiamo sentito al report, ma comunque ne siamo consapevoli, che quando noi parliamo di 300, 400, 500 mila bottiglie, anche se vengono vendute a 1 euro, sono 500 mila euro. Se poi vengono fatte con l'acqua, col mosto e con qualche altro ingrediente, sicuramente c'è un business. È evidente che c'è un business che corre sul filo del rasoio di ciò che è possibile fare e di ciò che non è possibile fare. Ecco, la linea è molto sottile. Devo dire che molto distante da questa linea c'è invece la cultura di produzione. Una volta c'era il vino, ti ricordi? Una volta c'era il vino in cartone. Nel cartone. C'è tuttora, rappresenta anche un mercato abbastanza importante come il vino sfuso. Ha un consumatore, un mercato di consumatori. La domanda da porsi è diversa, cioè nel senso, fermo restando che l'ignoranza che qualcuno definisce beata è il male di tante cose. Va anche detto che se noi andiamo a vedere la pasta fresca al supermercato, è l'unica pasta che per legge può avere i conservanti. La pasta secca no, la pasta fresca, che nel nostro immaginario è invece un prodotto qualità, invece non lo è, almeno lo è sicuramente, ma ha anche degli additivi come i conservanti. Così è il mondo del vino, come il mondo delle salse, così come l'olio, qualsiasi altro prodotto che si immagina. Quindi andare a demonizzare un mondo fa semplicemente male, soprattutto genera cattiva informazione su quello che poi già si vive in un mondo che è davvero impegnato sulla cattiva informazione. Ora, il vino può essere un prodotto che costa qualche euro perché c'è un produttore che decide che quel suo lavoro vale qualche euro. Ci sono delle bottiglie che oggi vengono pagate all'asta milioni di euro perché c'è qualcuno che decide che può disporre di quella cifra e pagare milioni di euro per una bottiglia. Ora magari il prezzo si aggira per entrambi intorno tra i 5 e i 15 euro comunque di costi di produzione, salvo in alcune terre particolarmente vocate dove il prezzo uva al chilo è veramente elevato, ma ciò non toglie che comunque innanzitutto c'è la democrazia della tavola, cioè nel senso io decido cosa bere, quanto bere e soprattutto come investire i miei soldi, perché io ho amici che se dico che per uno spumante dell'Etna devi spendere 30 euro mi dicono tu sei pazzo,
Ci sono altri che invece... Magari guardano poi il corrispettivo dello champagne, che è molto commerciale, e anche quell'etichetta il mondo della champagne è un mondo che va dai 10 euro ai supermercati a centinaia di euro a bottiglia, quindi non è un territorio a fare il prezzo, o meglio, è il territorio nel momento in cui c'è una rete che si muove assieme, e questo devo dire, l'Etna, nonostante sia assolutamente variegata, con produttori di piccolo, medio e grande taglio, si riesce ad avere in un certo qual modo la difesa di quello che è un marchio Etna, anche perché è legata a oggi, giusto per restare in tema di comunicazione, l'Etna, sappiamo bene, è un fenomeno che viene visto nel web con tantissimo successo, quindi andare ad avere una bottiglia che porta questo marchio di per sé si fa conoscere. Che ti vedo. Io mi permetterei una considerazione. Condivido pienamente, aggiungo che... Chi sta parlando? Un attimo, alzate la voce perché sennò non vi sentiamo. Già. Sì, mi sentite? Io sono Francesco Pensovetti. Ecco qua, Francesco, no, sentivo l'AI pure in sottofondo, quindi parla una alla volta, Francesco e poi l'AI. Sì, io mi permetterei una considerazione che parte dal report. Credo che il problema non sia quello lì, e cioè, e qua mi vesto dei panni di responsabile anche, tra le cose, di Slow Food Palermo, quindi sono il responsabile della condotta di Palermo, e cioè c'è da parte del pubblico una paura oggi su tantissime cose, che non è poi soltanto il vino è davvero una delle cose meno critiche, secondo me personalmente. Tra l'altro ha delle cose insite, all'alcol, che è un bellissimo conservante, altro che demonizzarlo, quindi io lo sostengo con moderazione sicuramente, ma lo sostengo. Credo che ci sia una paura, e il report ha ragione a affrontare certi temi in una certa maniera. Poi purtroppo io voglio fare il processo, attenzione, mica dobbiamo fare il processo, cioè ha sollevato un tema con, diciamo, e io apprezzo comunque il gesto. Esatto, anche se non sono esperti, perché un esperto subito ha capito dove voleva finire la questione, quindi io ho apprezzato comunque il gesto. E poi vorrei dire anche un'altra cosa. Ormai, come dicevo prima, il vino non è un bene, non è più un alimento, ma è un'altra cosa. Il vino è diventato un oggetto per viaggiatori mentali, ovviamente, perché non avrebbe senso prendere un vino francese o austriaco o tedesco, californiano o australiano, insomma, della Nuova Zelanda. Ci sono vini di tutto il mondo, e tutti, dal mio punto di vista, hanno senso. E quando si sceglie una bottiglia si fa una scelta di ricerca, si va in un territorio, e secondo me non si dovrebbe scegliere neanche il vitigno, bisogna scegliere appunto il luogo, come dicevo prima. Tant'è vero che storicamente noi diamo il nome al vino che è legato al posto, quindi la città di Barbaresco, no? O di Barolo, che non è il Nebbiolo, oppure c'è Montalcino, oppure Soave, sono tutti dei comuni, sono tutti dei luoghi, non è il nome del vitigno, perché poi a Soave il vitigno è la Garganega, quindi, però a volte le persone questi dettagli non lo sanno. I vitigni di Marsala sono il Catarratto, l'Insolia, sono altre cose, quindi però noi diamo il nome. Correggetemi se sbaglio, nella totalità della superficie dei vini della Sicilia, diciamo, la produzione maggiore è sul bianco, giusto? Sul quasi 53%, insomma, più sono questi i numeri, il resto sono vitigni a bacca nera, quindi insomma circa un 30%, poi insomma ci sono altri tipi di uve, quindi questo, diciamo, caratterizza in qualche modo diciamo, il territorio. Poi ovviamente ci sono tutti quei fenomeni che si vanno a cercare, ovviamente, che il consumatore va a cercare e che vuole, insomma, anche, dicevo prima, perché non lo sottovalutiamo questa storia, diciamo,
il consumatore, diciamo, user friendly, ecco, chiamiamolo così, quello del quotidiano, guardate che il vino se lo va a guardare veramente, se lo va a comprare veramente al supermercato. E sappiamo che i supermercati variano, ci sono i supermercati d'alta gamma, così come ci sono i supermercati diciamo di primo prezzo, ecco, hard discount. Quindi diciamo, chi è? Andrea, prego. Punti, Luca. Dobbiamo chiarire due cose. Vai. Allora, innanzitutto l'azione di Report libera dal punto di vista giornalistico è un'azione, come fatto anche su altri campi della produzione italiana, fatta per andare a cercare per forza il difetto. Quindi lascerei un attimo da parte lo pseudo-giornalismo d'inchiesta di Report e passerei invece a dire che il consumatore deve essere tranquillo che ciò che va sullo scaffale ha passato i controlli e ha passato quello che è la legittimità di essere venduto. Esatto, Andrea, perché hai toccato proprio una corda importante, cioè dietro a questa produzione c'è una legislazione anche abbastanza stringente. Certo, sì. Perché se una bottiglia di vino, per poco che costi, va sullo scaffale ed è fatta con dolo, la responsabilità di sceglierlo o meno non è del consumatore, ma degli organi preposti che controllano produzione, qualità delle uve, che campionano i singoli vini, ad aver fatto qualcosa di scorretto. Quindi noi dobbiamo dare per acquisito che ciò che va sullo scaffale sia legittimamente consumabile, perché se no si tratta di un problema che riguarda la magistratura e le forze dell'ordine e i carabinieri del NAS. Ecco, io diciamo con la mia domanda avevo superato questo aspetto, cioè nel senso, partiamo dal prodotto consumabile. Il consumatore deve capire come capisce, perché il consumatore di oggi è molto più evoluto e molto più attento di quello di qualche anno fa, legge le etichette, si informa sui prodotti prima di acquistarli, capisce dove c'è la possibilità di acquistare ad esempio frutta e verdura direttamente dalle campagne piuttosto che vino fatto con tutti i crismi della produzione. Però capisce anche che un vino che costa molto meno di un altro è un genere di consumo di qualità appena sufficiente. Come sappiamo benissimo che c'è un prosciutto crudo di un certo tipo, un prosciutto crudo di un altro tipo, cioè la qualità è anche sinonimo di spesa. Se pensiamo che una bottiglia di vino di qualità possa costare nella grande distribuzione meno di 5-6 euro, sappiamo che stiamo acquistando un prodotto di ingresso, un prodotto di bassa qualità, ma non un prodotto dannoso. Quindi il consumatore sa che un vino di qualità costa di più. Poi ci sono anche dei fenomeni di cui ci stupiamo, ad esempio come il consumo di una bottiglia, cioè la pretesa che una bottiglia di olio extravergine possa costare 5 euro e poi viene comprato magari una bottiglia di birra allo stesso prezzo. Quindi mettiamo un Paolo Di Caro. Sì, poi aveva alzato la mano anche Giovanni, quindi gli lascio la parola subito dopo. Ma dico, qui il problema del vino al supermercato è un falso problema. Cioè stiamo al supermercato all'acquisto. Sì, ma al supermercato oggi noi troviamo negli hard discount il vino a 1,50 €, ma nella stragrande maggioranza dei supermercati troviamo vini che vanno dai 3 euro fino ai 300 euro, perché troviamo anche i grandi marchi, i grandi brand. Quindi qui il problema è fondamentalmente invece è un problema di comunicazione ed è un problema di cultura. Quello che dobbiamo sforzarci di fare, facendolo anche parlando un linguaggio comune, come diciamo sempre noi, anche quando facciamo la prima lezione del corso da sommelier, con un linguaggio comune dobbiamo cercare di spiegare al consumatore cosa ci sia dentro la bottiglia, perché una bottiglia può costare 4 euro, 5 euro al supermercato, che cosa si deve aspettare da una bottiglia di 4-5 euro, qual è il rapporto qualità-prezzo in relazione anche al territorio nel quale un vino viene prodotto. Cioè al consumatore noi dobbiamo spiegare che può trovare tanti vini a 5-6 euro di territori diversi dall'Etna, e se l'Etna costa 15 euro come prezzo d'ingresso ci sono delle ragioni, ci sono delle spiegazioni, c'è un motivo. E poi dobbiamo capire anche, e questa è la cosa più difficile, ma qui ci possono venire in aiuto anche
coloro i quali il vino lo fanno, capire anche che ci sono due tipi di prodotti a prezzo basso. Il prodotto fatto tecnicamente bene, dal quale non ci aspettiamo niente dal punto di vista della grande emozione della quale parlava Francesco Penzovecchio, ma è un prodotto che la gente mette a tavola quotidianamente. E c'è invece il prodotto a 1,50 € da un territorio dove non si può fare il vino a 1,50 €, che probabilmente ha passato tutti i controlli, ma sui quali legittimamente noi possiamo porre al consumatore il dubbio che il prodotto non sia un prodotto di qualità. Scusa, ti faccio l'altra domanda del sempliciotto della strada. Se Giovanni Lai oggi mi porta una delle sue bottiglie, senza farmela vedere, mi offre un bicchiere di uno dei suoi vini, io provo questa grande emozione, diciamo, senza sapere che cosa sto facendo, cioè sapendo solo di bere un bicchiere di vino. Guarda, io Luca, ti dico solo quello che noi abbiamo... Non ti arrabbiare, no, perché arrabbiare? No, io ti dico la nostra esperienza, quella che noi facciamo non da bevitori più o meno consapevoli, ma lavorando sui corsi da sommelier, è che il più delle volte la gente i vini che ti emozionano non li ha mai assaggiati, perché nessuno li ha guidati da questo punto di vista in un processo di questo tipo. E quando li ha educati, perché è proprio un lavoro di educazione al palato, un fatto culturale, a quello che è culturale. E quindi noi ci accorgiamo che alla prima lezione arrivano tantissime persone, anche diffidenti, che dicono: ma voglio vedere questi vini a 70-80 € che cosa sono, che però poi piano piano, con un lavoro fatto anche non elitario, perché il problema è che bisogna uscire da questo schema per il quale se hai i soldi puoi bere bene, se non ce li hai devi necessariamente bere male, perché non è così, perché non è questo il messaggio che dobbiamo dare. Alla fine, andando avanti e cominciando a bere il vino con un'altra ottica, che non è quella del bevitore, ma è quello di una degustazione consapevole, piano piano capiscono perché un vino può anche emozionarti e perché un vino può raccontarti delle cose che normalmente non riusciresti a vedere semplicemente guardando una bottiglia o acquistandola al supermercato. Giovanni, scusami, avevi alzato la mano, io mi sono... Prego. Innanzitutto volevo dire che qualsiasi mio vino ti emozionerà, quindi vai tranquillo. Io ho svicolato, come hai visto non ho risposto, perché è ovvio che mi avrebbe emozionato. No, a me, a te sì, a me. La parte interessante secondo me che dobbiamo affrontare come argomento è che il mondo del vino è un mondo complesso ed io la definisco, ma non solo io, da in tanti una forma d'arte liquida, no? E ognuno si avvicina a questa forma d'arte in modo differente. C'è una stratificazione dell'offerta che va rispettata, perché un altro elemento che a me piace poco è questo tendere a attaccare qualsiasi fascia di prodotto. Paolo forse ha centrato meglio l'argomento quando ha sottolineato in modo molto elegante il fatto che non possono essere alcune denominazioni, alcuni territori hanno dei valori che non sono coerenti rispetto a quello che potrebbe essere la difficoltà produttiva. E in merito al momento in cui noi mettiamo il vino sul mercato, il supermercato è come se fosse un'enoteca, una pizzeria, un ristorante, dipende sempre da come è gestito, dalla qualità dell'offerta, e quindi non mi metterei a bandire il supermercato come al contrario, io vorrei che da qui venisse fuori, come dire, anche un acquisto consapevole, ecco, cioè che chi va, l'utente che va al supermercato, mentre va a comprare il pane, il prosciutto, come diceva Chitteri, o qualunque altra cosa da portare a tavola, se va diciamo, passa davanti agli scaffali del vino, si pone 2 o 3 domande per scegliere se gli piace una bottiglia insomma, da portare a casa. Però io aggiungerei anche che bisogna un po' valutare anche i processi di lavorazione, quindi è chiaro che un vino magari che non ha fatto un affinamento in legno o una lavorazione lunga o lunghi stoccaggi magari avrà un prezzo più basso e qualitativamente ottimo, perché è un vino di pronta beva piuttosto magari che di un vino che ha subito dei processi di lavorazione un po' più complessi. Quindi bisogna anche un po' valutare il tipo di lavorazione che viene fatta alle spalle, bisogna valutare la leva del marketing, perché è chiaro che il marketing influisce tanto, quindi se un vino
più o meno conosciuto, e questo spiega anche quello che diceva Francesco Chitteri, quando si comprano dei vini all'asta che hanno dei prezzi esagerati, perché lì si compra un po' quello che è il prestigio del vino, il nome del vino, e quindi magari un vino che è stato conservato per tanto tempo lo apriamo e non è più buono, però è costato tantissimo perché dietro si vendono da collezione perché magari è costato tantissimo, perché dietro ovviamente c'è un nome molto importante. Ma del resto, quindi se si compra una borsa per un orologio assolutamente, una borsa, un orologio di lusso, lì compri ovviamente tutta un'altra situazione, quindi è chiaro che c'è questo gap economico molto importante, che si spiega, diciamo, con tanti diversi fattori. Un vino che va alla grande distribuzione, dove i quantitativi sono anche maggiori, chiaramente avrà una marginalità diversa, quindi può avere un prezzo più basso. In enoteca o al ristorante c'è un rincaro diverso, quindi è chiaro che il consumatore di fronte a tutte queste variabili si trova molto confuso, ma bisogna anche fare un po' diciamo uno studio alle spalle di quello che c'è dietro, quello che è la lavorazione, quello che è il territorio. Quando si compra una bottiglia di vino si compra anche una storia, loro che fanno i corsi di degustazione lo spiegano, lo raccontano, si compra la storia, si compra un territorio, si compra una poesia, quindi dietro, come diceva prima, il vino è anche arte, perché dietro ci sta anche molto, diciamo, da raccontare, quindi lì non è soltanto la parte liquida che acquistiamo e che assaggiamo, ma tutto quello che è il contesto di fondo. Il fantastico mondo del vino. Prego, chi è? Giovanni Lai. Sono molto d'accordo. Prego, allora facciamo così, dobbiamo fermarci. Io non so se qualcuno di voi deve andare via, se no, perché abbiamo la pausa pubblicitaria, ritorniamo da Giovanni Lai deve andare via, sapevo che insomma aveva dei tempi molto limitati, anzi li ha allungati per stare con noi. Grazie Giovanni Lai, direttore generale di Gerardo Cesari SPA, per essere stato con noi. Noi andiamo in pubblicità, chissà, e questo lo dico a tutti anche con un sorriso, chissà i nostri nonni cosa hanno bevuto da quelle famose cantine in cui si vende vino sfuso a bicchiere. Allora, dopo la pubblicità. Molto diverse. Rientriamo all'interno della nostra trasmissione di oggi. Il punto, ci occupiamo di vino in Vino Veritas, tutto il processo, la filiera che porta il vino dalla vigna alla tavola, tutto quello che c'è dietro questo mondo. Saluto ancora i nostri ospiti: Paolo Di Caro, presidente della Fondazione Italiana Sommelier di Sicilia, Maria Carella l'enologa, Francesco Chitteri imprenditore e sommelier, ci ha lasciato Giovanni Lai. Sono rimasti con noi Andrea Radic, che è un giornalista ma è anche un degustatore, e quindi insomma questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che vive bene uno che degusta. Quindi Andrea il sorriso di questo. Il nostro Francesco Pensavecchio, giornalista enogastronomico e direttore della rivista di Assovini Sicilia. Prego Andrea. No, volevo dire intanto che sono molto d'accordo con Maria sul fatto che il vino è emozione, è una grande magia in certi casi, ma il consumatore questo lo sta capendo anche grazie all'aumento importante delle visite in cantina, del cosiddetto enoturismo, cioè del piacere di passeggiare in un vigneto, capire dove cresce l'uva e poi entrare in cantina e vivere una degustazione, quindi accompagnati da chi assiste il visitatore, poter provare e capire la diversa intensità di un vino, le diverse caratteristiche. Questo bagaglio di esperienza che il consumatore appassionato vediamo che gli eventi dedicati al vino che popolano il calendario del nostro paese sono sempre più frequentati, e questo è sicuramente un bel segnale. Abbiamo qualche immagine, dico la regia dell'ultimo Vinitali, dove la Sicilia, questo è, diciamo, è anche un termometro, dove la Sicilia è protagonista assoluta a questa fiera internazionale. Assolutamente, ma lo è anche poi il vino è anche protagonista localmente, cioè ci sono decine e decine di eventi, magari più locali, anche più semplici per l'accesso e per la frequentazione, che sono affollati di appassionati. E questo sicuramente ci fa capire che il consumatore è più attento di prima. Quindi il consumatore vuole vivere questa emozione, vuole capire perché ci sono dei vini che vengono descritti in questa maniera e danno la sensazione di essere veramente
vivere un'esperienza, un viaggio in un territorio. Però voglio anche dire che due cose che lancio come idea e sentiamo cosa ne pensano gli altri. Allora, una, come diceva il presidente della Federazione Sommelier, che la grande distribuzione non è la serie B dell'acquisto del vino, perché nella grande distribuzione organizzata ci sono senz'altro scelte di tutti i livelli, anche scelte di grande livello. L'altra cosa è che invece io personalmente ritengo che i ricarichi nei ristoranti, in particolare sulle bottiglie di vino, siano un vero deterrente al consumo da parte del cliente. Cioè, quando tu ricarichi del 400% una bottiglia di vino, diciamo di media qualità, vuol dire che crei uno sbarramento al piacere, come dicevamo prima, sia di accompagnare la cena o il pranzo con un calice di vino o due, sempre con moderazione, ma anche il piacere dell'elemento principale della vita di un sommelier, cioè quello di comunicare, di trasferire la propria passione, la propria competenza a chi si trova di fronte a lui. E quindi quando c'è una carta dei vini dove il vino meno caro costa 35 euro o 40 euro e per una, diciamo, media scontrino del ristorante che non supera i 55 euro a testa, ecco, allora forse c'è qualcosa da compiere nella perché succede questo? Perché succede? Succede perché il ristoratore pensa che con una bottiglia di vino venduta a prezzo maggiorato faccia un guadagno migliore che invece avere una carta di vini accessibile, e quindi magari i bottiglie di vino quasi tutti, grazie a Dio c'è tanto spazio di chi invece recepisce anche che il vino a tavola è un valore aggiunto. Anche per un grande chef che fa un grande piatto, abbinare il giusto vino cambia il sapore di quello che poi si va a percepire al palato. Il problema è lì anche l'approccio di ciascuno di noi alla tavola e l'approccio poi di chi invece gestisce queste attività, così come l'approccio delle cantine. Cioè io posso scegliere se straguadagnare su una bottiglia di vino e quindi, come dicevano poc'anzi, andare a mettere un ricarico del 400%, oppure avere una carta del vino che si vuole far muovere e quindi vendere più bottiglie, dare la possibilità a 4 persone di bere 3 bottiglie anziché una, perché poi se no la media scontrino diventa eccessiva e poco accessibile, e lì ovviamente una scelta di questa genera sicuramente un magazzino che si muove più velocemente. Sono pochi a capirlo in questa città, è vero, ma fino a poco tempo fa, ricordo nel 2018 quando ho fatto la prima edizione di Spumanti dell'Etna, a Catania molti non sapevano dove fosse Passo Pisciaro. Oggi sappiamo dove è Castiglione, sappiamo dove è Passo Pisciaro, perché c'era uno scollamento importante. Tante carte dei vini del territorio non avevano vini dell'Etna. Oggi non puoi pensare di aprire un'attività se non hai vini del territorio, perché come si diceva prima, oggi il vino è soprattutto un attrattore turistico importante, perché oggi voglio un'offerta turistica completa. Vado in quel posto, se in quel posto io trovo bellezza, quella bellezza la voglio trovare anche a tavola, la voglio trovare al calice, la voglio trovare anche per strada, e quindi il vino, così come le birre artigianali, l'olio, oggi hanno anche quel gap che ti dà la possibilità di poter incrementare questi numeri. Chiaro è che di fronte a questo la politica, e quindi anche lì ritorno al padiglione Sicilia che ha dato veramente spettacolo al Vinitaly, ha capito che lì è un grande investimento, perché non è solamente il produttore di vino. Attorno al vino c'è il produttore, c'è chi lavora nella vigna, ma c'è anche chi poi, e questo entro in campo io, quella filiera la deve completare, deve fare in modo che quelle bottiglie vanno vendute. Io mi definisco a volte un produttore di bottiglie vuote, perché se c'è chi li riempie qualcuno li deve svuotare. Quindi quando fai anche un corso da sommelier, quando generi cultura attorno a questo elemento alimento, dai possibilità anche di muovere un'economia assolutamente importante e interessante. E anche comunicare è molto importante, perché molto spesso il consumatore finale non è educato, quindi è fondamentale che ci sia qualcuno che comunichi cosa ci sta dietro. Però, come diceva giustamente il nostro amico in collegamento, il punto è che intanto non tutti i locali hanno un sommelier o qualcuno che racconta il vino. Poi magari si ritrovano con delle politiche di prezzo che non consentono loro di raccontarlo in maniera adeguata, ma dico, alle nostre latitudini il problema è più il primo, cioè l'idea
che il vino si debba vendere da solo, quindi il ristoratore costruisce la carta dei vini, mette in carta un tot di vini, si fa spiegare quanto deve ricaricare su quel vino, dopodiché non lo vende, molto banalmente non lo vende perché non c'è nessuno che riesce a spiegare adeguatamente perché un vino debba costare 20 euro, difficilissimo ormai trovare un vino a 20 euro nella ristorazione, o perché ne debba costare 40 o 60. Ecco, è sempre un problema sia di comunicazione che di capacità di trasmettere il messaggio. Poi Francesco toccava un argomento che è quello della politica, che io voglio riassumere su 3 aspetti fondamentali, perché c'è la politica che è capace di capire che questo è un investimento e investe sul Vinitaly, c'è di contro la politica che ci costringe o che costringe i territori a presentarsi con un biglietto da visita drammatico, dico in Sicilia, relativamente al paesaggio, e che quindi consente che oggi l'enoturismo venga fatto in mezzo a 2 filari di spazzatura in alcuni dei nostri territori, e questo non è un buon servizio al mondo del vino, perché è difficile immaginare di bere un prodotto di qualità quando per arrivare in cantina fai 10 km di strada senza e trovi misteri, l'Etna è una pattumiera e trovi spazzatura da una parte e dall'altra della strada per arrivare in queste contrade, eccetera. Esatto. Si trova discarica e ce l'aperto. La terza piccola retromarcia, tornando alla questione della formazione, la terza è storica. Prima si diceva che per esempio sul nostro territorio c'è difficoltà a trovare manodopera e a lavorare in vigna, trovare gente che lavora in vigna. Dobbiamo tenere conto del fatto che le istituzioni universitarie, quindi la politica universitaria, ha immaginato per le 2 aree della Sicilia, quella occidentale e quella orientale, 2 modelli di agricoltura incompatibili. Cioè a Occidente si faceva vino e si studiava vino nelle università, da noi, siccome la maggior parte dei terreni erano piantati ad arance, ad agrumi, si faceva agrumicoltura. Oggi è ancora così. Cioè il dramma è che la politica universitaria, le istituzioni universitarie non sono riuscite ad andare di pari passo con un mondo che cambiava, perché oggi ad Oriente non solo si fa vino, ma sull'Etna si riesce a fare il vino, e forse lo faremo, considerati i cambiamenti climatici, per molto più tempo di quanto non accadrà ad Occidente. Questo è interessante. È assolutamente così Luca, ha perfettamente ragione. La formazione didattica non è al passo con lo sviluppo del paese. Noi abbiamo pretesa che la cultura e il turismo dedicato al vino, dedicato alla gastronomia, dedicato alle eccellenze agroalimentari siano il patrimonio del paese, e i numeri ci dicono che è così, perché oltre l'80% degli stranieri che vengono in Italia lo fa principalmente per un percorso enogastronomico. E ogni volta che va a visitare un museo, una grande località artistica, ha già pensato di voler assaggiare sia la parte vinicola che quella alimentare. Però non abbiamo scuole che formino queste figure, è una cosa allucinante. La ospitalità, che è un altro problema della zona dell'Etna, non nascondiamoci, perché l'enoturismo sull'Etna è in difficoltà perché non c'è accoglienza. Noi non abbiamo una scuola che insegni l'accoglienza, perché finito l'alberghiero, basato ancora sui principi del 1975, i nostri ragazzi devono andare a studiare all'estero se vogliono formarsi in management alberghiero. Questa è la verità. Tra l'altro queste sono, lo dico a tutti, no? Cioè, qualità non esportabili, cioè se tu sai fare il vino qui non puoi, come il chirurgo, no? Andare a lavorare fuori, cioè il vino qui significa utilizzare quelle caratteristiche di terreno, eccetera. Ovviamente il vino non verrà mai da un'altra parte del mondo. Dovrai ricominciare a studiare un altro territorio, insomma, devi adattarsi all'ambiente. Adattarsi, l'adattabilità che nel mondo della formazione non c'è stata, non c'è nel mondo del turismo, non c'è giustamente come si diceva nel mondo dell'accoglienza, ed è paradossale perché se oggi guardiamo, io ragiono su Catania, se noi guardiamo a quanto pesi oggi il turismo nel suo complesso e l'enoturismo come sottosistema, tutto il mondo della formazione dovrebbe ruotare attorno a quello, perché se tu pensi che le nostre città si reggono sul turismo, altrimenti sarebbero morte dal punto di vista commerciale,
È impensabile che non si faccia oggi un investimento culturale per dire lavoriamo per formare dall'agricoltore, dal contadino, all'enologo, a tutti coloro i quali nella filiera troveranno uno spazio e una possibilità per non dover emigrare, perché questa è la realtà. La cosa importante è possibilità di lavoro che possono dare ai giovani chiaramente degli sbocchi piuttosto che andare altrove, sarebbe diciamo fondamentale portare avanti chiaramente questa situazione. Sì, forse ancora c'è, come diceva Andrea Radi, c'è ancora quel modello di contadino, no? Quello diciamo, legato a una figura di tanti anni fa, cioè quello che si spaccava la schiena a zappare. Oggi in realtà, e questo lo chiedo anche a voi, le nuove tecnologie certamente aiutano, c'è un altro mondo che si apre grazie all'automatizzazione dei processi, all'intelligenza artificiale, insomma a tutto quello che c'è appunto dietro il progresso scientifico che investe anche questo mondo del vino e dell'agricoltura più in generale. Io, Luca, se tu mi permetti, volevo chiedere a Francesco Pensovecchio, che ha un osservatorio un po' diverso dal nostro, che è quello della Sicilia occidentale, se questi cambiamenti nel mondo del vino che stanno colpendo, credo duramente, il mondo della viticoltura d'Occidente siano percepiti nella loro interezza e se i produttori stanno cambiando registro o stanno immaginando di fare qualcosa di diverso. Allora, provo a rispondere alla domanda che è molto forte, molto interessante. Allora, il mio osservatorio si basa sostanzialmente su 103 cantine che sono quelle associate ad Assovini Sicilia. Sono un po' la punta di diamante della produzione dell'isola, perché ci sono i nomi più celebri, più famosi, quelli che si vedono nelle guide, quelli che vincono i concorsi e così via. Loro hanno preso un po' tutti sul serio questo argomento, molto sul serio, e tutte le aziende sono impegnate in una trasformazione, in una elaborazione delle procedure, dei protocolli, in un modo molto moderno, in concorso con delle università, con dei centri di ricerca. Anzi, proprio ultimamente è uscito diciamo, un bellissimo report su questo, e tra l'altro molte di queste sono associate in una ulteriore associazione che si chiama Sustain, quindi vanno verso la sostenibilità. Perché c'è questa tendenza? Perché da un lato ci si accorge che noi dobbiamo cercare di vivere in un mondo che si autosostenga. Noi abbiamo fatto negli ultimi 50 anni dei danni importantissimi e ce ne stiamo rendendo conto, e il mondo del vino non si tira indietro di fronte a questa sfida, anzi è in un certo senso molto avanti, e quindi la ricerca va tanto verso questa viene investito tantissimo verso questa cosa. C'è un problema però nella parte occidentale che ho documentato per un approfondimento che sto curando, ed è quella realtà che vivono i produttori associati anche a grandi cantine, che da un lato ricevono i pagamenti con notevole ritardo, dall'altro lato ottengono dei ricavi molto bassi, e soprattutto qui emerge un altro fatto del quale possiamo anche discutere se lo ritenete, che è la verità sul Syrah e Merlot. Questo Syrah e Merlot che parte verso il nord, perché poi noi una domanda possiamo anche farcela su come sia possibile che zone alluvionate, che qualunque cosa accade, determinati vini abbiano sempre la stessa capacità produttiva nonostante accada qualsiasi cosa, e possiamo anche chiederci che fine faccia il Syrah e il Merlot che parte dalla Sicilia. Ecco, questa è una verità che dobbiamo dirci. Da un lato ci sono degli imprenditori vitivinicoli, soprattutto nel Trapanese, sono stato a Marsala, ma riguarda tutto il Trapanese, schiavizzati, con prezzi bassissimi, che fanno anche da bancomat per le grandi cantine, che cioè vengono pagati 6 o 9 mesi dopo. Dall'altra ci sono questi vagoni e questi autobotti di Syrah e Merlot che partono, che poi come avveniva 100 anni fa o come avveniva 50 anni fa servono per tagliare gli altri vini. C'è qualcuno che lo può negare questo? Nessuno lo può negare. Sappiamo che fine fa Syrah e Merlot. Io non credo però che il problema sia il Merlot oppure il vitigno internazionale, non credo che sia quello lì. Credo invece che
e soprattutto vale per la Sicilia occidentale, appunto, bisogna intraprendere una sfida verso questo cambiamento climatico, e cioè è indubbio che le temperature sono aumentate, è indubbio che acqua ce n'è sempre di meno. Quindi adesso un po' tutte le aziende sono coinvolte nello studiare come reagire a questi cambiamenti, mantenendo sempre una qualità straordinaria nel vino. Perché allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa. L'ultima pausa, già ve lo anticipo, apriremo questa bottiglia di vino che ci accompagna dall'inizio della trasmissione, approfitteremo ovviamente del presidente dei sommelier di Sicilia, quindi insomma lo faremo cercando di capire anche cosa succede quando si apre una bottiglia, perché adesso dobbiamo si beve. Tra l'apertura e, diciamo, e la bevuta. Ecco, io purtroppo adesso vi chiedo scusa, purtroppo adesso vi devo lasciare. Non ti guardi l'apertura di sul più bello. Sul più bello. Allora, grazie a Francesco Pensavecchio, giornalista enogastronomico, direttore della rivista di Assovini Sicilia. Grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, piccola pausa, e poi, e lo dico già da adesso a Paolo Di Caro, molti dicono quando bevo tanto mi viene il mal di testa. Lo spieghiamo questa storia, perché non deve essere così, anche bevendo tanto. Non è così. Non è così. Dopo la pubblicità. Allora, rientriamo, ultima parte della nostra trasmissione, come ho detto prima di fermarci, guarda già io e ridi, ma approfitto del presidente della Fondazione dei Sommelier di Sicilia, Paolo Di Caro, per aprire questa bottiglia che è qui dall'inizio della trasmissione, perché oggi appunto la puntata è dedicata al vino. Nel frattempo, Paolo Di Caro, allora, la spiegazione prima dell'apertura, ti ho lasciato con una provocazione prima di andare in pubblicità. Spesso si dice se bevo tanto, se mischio viene il mal di testa. Questa cosa insomma non deve essere così. Beh, intanto non è così, perché il più delle volte non hai bevuto tanto ma hai bevuto male, c'è un problema in quello che hai bevuto e non tanto in quanto hai bevuto. Ed è il contenuto della bottiglia che comanda, per cui diciamo, chi ha il problema del mal di testa dopo deve porsi il problema forse di scegliere una bottiglia diversa, così come l'altra leggenda metropolitana: il vino non si mischia, se bevi bianco devi bere bianco, se bevi rosso devi bere rosso. Nelle nostre cene cambiamo vino ad ogni portata e nessuno mai ha avuto il problema del mal di testa, cioè alla fine la consapevolezza è semplicemente nel fatto di saper bere. Anche la questione del prezzo, della quale parlavamo prima, è facilmente superabile alzando il livello qualitativo e quindi forse anche un po' il costo della bottiglia che acquistiamo, e bere un po' di meno. Una volta c'era un rapporto anche a tavola con il vino, i nostri genitori, i nostri nonni, anche per ragioni diverse naturalmente. Prima si parlava della guerra, del dopoguerra, il vino come alimento, si beveva di più tendenzialmente a tavola di quanto non accada oggi. Quindi oggi, se noi vogliamo dare anche un messaggio al consumatore finale, è quello di dire maggiore attenzione alla qualità, minore quantità di vino che si beve, e stiamo dando un messaggio che è un messaggio serio. Senti, quando si sceglie una bottiglia, cosa bisogna guardare dalle etichette? Ovviamente l'etichetta, ovviamente la provenienza, il territorio. L'etichetta, ormai ci sono degli obblighi, Maria, insomma, delle informazioni che vanno... Obbligatoria l'etichetta nutrizionale dall'8 dicembre del 2023, tra l'altro con la produzione dell'annata nuova 2024 sarà obbligatorio scrivere in etichetta gli ingredienti che sono all'interno della bottiglia di vino. Cos'è che non deve fare spaventare e cosa deve fare spaventare? No, il consumatore adesso è molto più attento, quindi un consumatore che si informa, chiaramente con internet ha tutte le informazioni, è un consumatore molto attento all'etica, alla sostenibilità, anche dal punto di vista nutrizionale, si informa per sapere cosa c'è all'interno del prodotto. Devi spiegare, devi spiegare. Tu sai, nel frattempo parliamo, no? Hai detto cosa bisogna stare attenti. Allora, per esempio, siamo attenti al ristorante quando ci servono il vino troppo freddo.
perché probabilmente ce lo stanno servendo troppo freddo, perché non vogliono farci sentire bene il sapore del vino. Il freddo anestetizza tutta una serie di sensazioni dal punto di vista gustativo, e quindi tu lo bevi, vai lì, ne bevi mezza bottiglia, soprattutto ma d'estate, allora bevi la Coca-Cola, bevi l'acqua molto fredda. Il vino tendenzialmente va bevuto alla giusta temperatura per apprezzarne le caratteristiche. E poi, Paolo, consentimi, ancora prima pretendiamo che ci venga servito il vino vedendo cosa stiamo bevendo, perché molto spesso c'è la brutta abitudine di dare dei calici. Quando vado in alcuni ristoranti e scelgo un calice anziché una bottiglia, non so cosa sto bevendo, mi dicono arriva il calice pieno, che il calice che è un vino rosso, ma quello lo capisco anche da me, visto, perché non sono daltonico, giusto? Ma tralasciando questo, capire anche cosa sto bevendo, cosa il mio ristoratore di fiducia mi sta servendo, anche perché c'è un rapporto poi di intimità tra quello che io andrò a bere e quello che mi serve il ristoratore. Quindi anche lì, nella fiducia di entrambi, perché poi si parla anche di fiducia tra quello che mi si propone e quello che io voglio, che essi anche legga cosa mi si viene detto, partirei anche da quello. Allora, apriamo la bottiglia, il sommelier. E anche quel... Posso, Luca? Parla Andrea, che nel frattempo... Poi vi lascio brindare. No, intanto volevo sottolineare la qualità, è qualcosa che va sempre cercata, lo dico anche da coordinatore delle commissioni d'assaggio del Merano Wine Festival. Noi insomma degustiamo durante il corso dell'anno. Questa trasmissione è magnifica, andiamo da Portopalo a Merano così. Esatto, che arrivano da tutta Italia, e la qualità è sempre l'unico punto, l'unico fil rouge, l'unico filo conduttore. E poi volevo invece fare i complimenti alla Sicilia, quindi tornare in Sicilia, perché è andato via il collega che dirige la rivista di Assovini Sicilia, ma io ho avuto occasione sia con Assovini Sicilia sia con Doc Sicilia di essere con voi a Palermo, a Pantelleria, a Siracusa, per il G7, in altre località della Sicilia, e questa attenzione da parte della realtà associativa all'ambiente, alla sostenibilità e all'attenzione di cosa si possa realmente fare sia in vigna che in cantina per standardizzare la qualità del rispetto ambientale, è qualcosa che in Sicilia è molto sentito, probabilmente meno in altre zone italiane, e quindi di questo voglio assolutamente dare atto a tutta la regione, anche a quelle politiche del sud, e qui ci aggiungo anche la Regione Calabria, che stanno costruendo condizioni di promozione dei loro vini e delle loro produttrici e dei loro produttori, che sono realmente un sostegno a chi il vino lo produce e ovviamente lo vuole vendere. Grazie. Quindi Andrea. Ci sono degli elementi di super. Grazie Andrea per essere stato con noi. Grazie a voi. Andrea Radic. Brindisi, salute. Grazie. E allora Paolo Di Caro, spieghiamo come si apre questa bottiglia. Ormai è quasi aperta. Ormai è quasi aperta. Hai visto che abbiamo inciso la capsula nella parte inferiore, qui, e non è un vezzo, non è un fatto meramente estetico, ma in realtà è un fatto di salute, perché a volte si capita che al ristorante tu trovi la capsula fino a quasi al bordo. Il problema è che poi quando versi il vino, questo vino passa dalla capsula, e la capsula naturalmente nella capsula può essere passata qualsiasi cosa. Quindi semplicemente l'apertura, come avete visto, abbiamo usato questo cavatappi anziché il classico mino che fa finire il sughero dentro il vino, e quindi per questo suggeriamo di non utilizzarlo più. In questo caso abbiamo usato questo qui, che è un cavatappi con un verme che non bucherà mai il tappo, e quindi non farà andare, nel caso del tappo di sughero, non farà andare mai il liquido dentro la bottiglia. Allora, aspetta, lo mettiamo un pochino. Tu poi lo vuoi anche bere, giusto? No, lo assaggiate voi, me lo spiegate, però lo voglio raccontato più che altro. Il tappo non è di sughero, ma normalmente col tappo di sughero viene annusato. È ancora comune l'utilizzo del tappo di sughero? Certo, assolutamente sì. Comune, ma molto ridotto, anche perché molto spesso non ci sono dei tappi all'altezza del tempo di permanenza delle bottiglie, anche perché sono ogni bottiglia ha una storia a sé. Sono delle bottiglie che infatti consigliamo noi sempre di acquistarne almeno 3, una per berla subito, una a medio e una a lungo termine, e vedere anche lì come evolve un vino. È interessante vedere anche questo nel vino. Da questo momento in poi inizia un viaggio sensoriale, perché noi diciamo sempre di evitare di bere il vino
subito, cioè senza guardarlo, senza annusarlo e senza poi tenerlo anche in bocca il tempo necessario a capire quali siano le caratteristiche di questo vino, perché alla fine il colore, il naso, la bocca ci danno una spiegazione rispetto a quello che c'è dentro il bicchiere, e poi fanno fare anche, al di là delle questioni tecniche, fanno apprezzare il prodotto molto più che ingurgitarlo semplicemente come si faceva quando eravamo tutti ragazzini, che andavamo a comprare la birra e la bevevamo d'un sorso, e lo scopo era diverso da quello di apprezzare le caratteristiche del vino. Nel vino l'utilizzo anche di un bicchiere che consenta, con un diametro che consenta di metterci dentro il naso e quindi di avere questa... Che non è un vezzo, no? C'è questa cosa... se no avresti invitato Albanese, Antonio Albanese, no? Quando fa la sua sceneggiata col bicchiere, roteandolo. Noi facciamo roteare il bicchiere perché banalmente rompe le molecole odorose e quindi abbiamo una possibilità di capire effettivamente quali profumi ci siano nel bicchiere. Poi alla fine puoi berlo eventualmente. Guarda, poi che succede? Questo è tuo? Il cerchio che lascia, cos'è questo? Sì, i famosi archetti, dopo che viene fatto roteare, ci danno la capacità di capire la consistenza del vino all'interno del bicchiere. I profumi ci danno informazioni sulla provenienza, quindi sul vitigno, sulle tecniche di lavorazione, ce le danno sull'affinamento, ce lo danno su tutta una serie sul vitigno, ovviamente nel caso per esempio dei vitigni aromatici la riconoscibilità, per esempio le malvasie, il traminer, ci dà la possibilità di riconoscerli immediatamente e noi capiamo che quei profumi derivano dal vitigno e non per esempio dall'affinamento. E quindi anche nei corsi insegniamo a scoprire il vino in questo modo. Cioè con quindi è vero la rosa, no? Il sapore alla rosa. Guarda, è vero. In realtà quei profumi che sentiamo, qui Maria ce lo insegna, è semplicemente chimica. Cioè sono dei composti chimici che derivano dai vari processi, dalla fermentazione, derivano dall'affinamento. Ma sarebbe veramente tristissimo raccontare il vino dicendo sento profumo di metil di qualche cosa. E quindi, anche difficile. Esatto, molto difficile. Quindi si riconduce a dei composti che sono nella nostra memoria, esatto. Quindi assaggiando poi li riscopriamo nel bicchiere. Noi associamo il profumo a qualcosa che abbiamo già sentito nella nostra vita. Difficile trovare dentro il vino un profumo che non è incamerato in un cassetto del nostro cervello e noi lo tiriamo fuori nel momento in cui ci mettiamo dentro il naso. Di prustiana memoria, offri il vino alla nostra Maria, Carella, che è enorme. Allora, grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Mi raccomando, scegliete sempre il vino buono, il vino siciliano, e noi torniamo invece la prossima settimana, sempre qui con Il Punto, senza vino, ma con tutte le nostre inchieste. Grazie a Antonio Condorelli che è stato con noi, che è nell'altro studio. Ciao Antonio, adesso c'è un bicchiere anche per te, non ti preoccupare, c'è un bicchiere, non fare quella faccia triste che già so quello che mi vuoi dire. Grazie, appuntamento alla prossima settimana, sempre qui Il Punto, ciao a tutti.